Ci lavoravano da un po'. Ora gli agenti della squadra mobile di Venezia hanno trovato i responsabili dei colpi nei supermercati della terraferma avvenuti di recente, sempre in orario serale. Si tratta di 4 italiani residenti nel territorio. Per 2 di loro, al termine delle indagini, sono scattati gli arresti domiciliari con obbligo di dimora, poiché fortemente indiziati di rapina aggravata. Entravano nelle attività commerciali con fare minaccioso, pistola alla mano e volto coperto e puntavano direttamente alla cassaforte. Un modus operandi ripetuto almeno 3 volte, secondo quanto ricostruito dalla polizia veneziana. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito la misura cautelare questa mattina su disposizione della procura lagunare. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi entravano nel supermercato, intimavano i clienti intenti a fare la spesa e il personale di cassa a mantenere la calma e si dirigevano verso l'ufficio del direttore del punto vendita, puntandogli una scacciacani al volto. Lo minacciavano fino a quando non consegnava il denaro contenuto all'interno dell'armadio di sicurezza e fuggivano. I 4 non facevano nulla a caso, effettuavano più sopralluoghi nel supermercato nei giorni precedenti al colpo. L'obiettivo era quello di verificare orari e giorni di presenza del direttore, che poi gli avrebbe consegnato il contante presente in quel momento all'interno della cassaforte sotto minaccia.